Lunedì 21 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi visiteremo la mostra del riciclo che si inaugura ad Aci Trezza, poi respireremo le note del profumo all'Orto Botanico di Catania, dopodiché ci dedicheremo ad altri profumi perché sarà il nostro ospite il famoso pasticcere maestro Massari. Ma innanzitutto l'attualità: sono poco meno di 200 emigranti che sono sbarcati in 3 distinte fasi durante la notte a Lampedusa, dopo che i loro 3 barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. I 3 gruppi hanno dichiarato di essere partiti dalla Libia e di avere pagato da 4 a 5 mila euro a testa per il trasbordo. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Passiamo all'attualità, al calcio, alla follia ultra a Padova. Salgono a 8 gli arresti dopo gli scontri allo stadio Euganeo, che hanno visto anche il ferimento di 8 poliziotti. Stangata in arrivo per il Catania, rischio squalifica per il Massimino. Nelle prossime ore vedremo quale sarà il verdetto del giudice sportivo. Con il passare delle ore e la visione dei filmati aumenta il numero degli arresti per la follia ultra all'Euganeo di Padova in occasione della finale d'andata di Coppa Italia di Serie C tra i Veneti ed il Catania. Oltre ai 5 tifosi già fermati, 3 in flagranza e 2 in differita, altri 3 tifosi sono stati arrestati dopo essere stati identificati dalla Digos di Catania. Negli scontri, lo ricordiamo, sono rimasti feriti 8 agenti, 4 della Digos e 4 del reparto mobile. Ad avere la peggio il dirigente della polizia responsabile del servizio, che è ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore. A scatenare la guerriglia, un ultra catanese che, come mostrano le immagini, ha aperto la porta della curva, permettendo ad altri facinorosi di riversarsi sulla pista d'atletica dell'Euganeo. Con lui, nell'immediato, sono stati fermati anche 2 quarantenni ed un 41enne, pregiudicati a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, droga e già destinatari di Daspo. Tra i 2 arrestati in differita, uno è stato raggiunto mentre si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dall'aeroporto di Milano Linate. Il quinto arrestato è stato invece fermato a Catania al suo arrivo all'aeroporto Fontanarossa. Le immagini registrate dalla nostra truppa allo stadio parlano chiaro. Gli ultra etnei corrono verso la tribuna dei tifosi del Padova, che sono gemellati col Palermo. Storie di rivalità accese tra tifoserie che sfociano in quello che vedete: lancio di fumogeni e petardi da una parte e dall'altra e uno striscione del Padova preso dai tifosi etnei come trofeo di battaglia. Questo è il punto di vista dalla tribuna dei tifosi biancoscudati. Il Catania e la Lega hanno formalmente stigmatizzato il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri. Ora i rischi sono tutti del Catania. Chiusura delle curve per qualche partita, addirittura l'ipotesi porte chiuse o campo neutro per il ritorno della finale di Coppa Italia, compresi vari divieti di trasferta a partire dalla prossima di Torre del Greco. Nelle prossime ore il verdetto del giudice sportivo. Vedremo dunque. Intanto gli agricoltori siciliani, sempre in mobilitazione, chiedono lo stato d'emergenza nazionale per la siccità e ottengono ascolto e attenzione da parte della regione siciliana di fronte alla protesta di ieri. Vediamo. Ancora in strada, ancora a marciare per difendere il comparto, gli agricoltori siciliani tornano a manifestare e lo hanno fatto con un corteo a Palermo da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza davanti Palazzo d'Orleans. Chiedono rispetto, chiedono maggiori tutele e soprattutto che il loro prodotto non venga svenduto, come il grano, prodotto che ormai secondo molti agricoltori è come il ferro vecchio. Pecoria in quanto arriva grano contaminato di micotossine e crisofate e abbassa il prezzo del nostro grano, quindi il nostro grano resta invenduto. Solo bandiere della Sicilia e un unico striscione con scritto rispetto per gli agricoltori, producono il cibo che mangi, la terra è vita, difendila. Ci chiediamo prezzi stabiliti, prodotti nostri senza glifosati, chiediamo meno burocrazia e chiediamo un futuro migliore per noi e i nostri figli. Siamo tutti in fallimento. Poi chiediamo al buon Dio l'acqua. Signore, mandaci l'acqua.
Grazie. Una delegazione di agricoltori ha chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale Luca San Martino, che ha detto: sto raccogliendo il grido di allarme degli agricoltori, il governo regionale sta lavorando su diversi fronti, sia sul miglioramento degli impianti irrigui sia sulla possibilità di approvare misure economiche straordinarie. Le principali richieste sono l'adeguamento dei prezzi di vendita dei prodotti proporzionato all'aumento dei costi di produzione, la denuncia dello stato di crisi del comparto, l'aumento dei controlli e l'adeguamento dei parametri di qualità e del regime sanzionatorio sulle merci importate, interventi per contrastare la diffusione di malattie virali negli allevamenti. E poi naturalmente c'è la richiesta, come dicevamo, dello stato di emergenza, di calamità nazionale per la siccità. Che echi ci sono sui quotidiani, Angelo? Ma stamattina cominciamo dalla Sicilia di Catania, Michele, perché si torna di nuovo agli incidenti avvenuti a Padova. Adesso si teme la stangata, perché il giudice sportivo nella giornata di oggi si pronuncerà. 8 gli arresti e 8 i feriti tra la polizia, condanne unanimi, teppismo indegno. E poi le pagine interne proprio su questa vicenda, eccola qui: Catania, 8 teppisti arrestati dopo gli incidenti di Padova, in arrivo altre denunce e Daspo. Il vicequestore Patavino è ancora in terapia intensiva, gli uomini della Digos di Catania e quelli veneti vi stanno visionando altri filmati. Questi sono alcuni fotogrammi, abbiamo già visto le immagini che abbiamo raccolto anche in diretta nel corso della nostra trasmissione diretta Stadio su Telecolor proprio la sera della partita. E i sindaci, queste sono le reazioni, i sindaci di Catania e di Padova: inescusabili atti di teppismo. I delinquenti non vanno confusi con veri tifosi, l'assessore allo sport Parisi: la maggioranza è fatta di sportivi veri, la vedova Raciti e la violenza di pochi distrugge il lavoro di tanti. E poi c'è la condanna del sottosegretario Molteni: violenza indegna contro la polizia. Questo è il sottosegretario a parlare. Torniamo alla prima pagina della Sicilia adesso e vediamo anche le altre notizie. Si parla di PIL a più 23 miliardi facendo il ponte, alla Sicilia però le briciole del 10%, il resto del tesoretto al nord e al centro, cantieri e progetti per 15 opere prioritarie. E ancora si parla, abbiamo sentito prima gli agricoltori, la forma dell'acqua, gli invasi dell'isola ai minimi storici, oltre 130 milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo è un tema piuttosto, diciamo, sentito dagli agricoltori, ma un'emergenza vera quella che ci prepariamo ad affrontare, considerato che sta per arrivare la bella stagione. E poi il voto russo: Meloni difende Salvini e Orban, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ambigui, ci sono ancora polemiche, rischio di scioglimento per il comune di Bari, caso a orologeria, ma questa vicenda viene ripresa stamattina su tutti i quotidiani. A Caltanissetta ce ne siamo occupati nella giornata di ieri nei nostri telegiornali: caffè e cocaina, il bar del centro, punto di ritrovo per i pendolari chiamati così. Adesso le pagine interne e partiamo subito di Ponte. Il cantiere del Ponte darà 23,1 miliardi di PIL, ma 16,5 andranno a nord e al centro. Trattativa con Ciucci per coinvolgere di più le imprese siciliane, che hanno indicato 15 priorità infrastrutturali urgenti. Cosa significa questo? Che a lavorare saranno certamente aziende del nord e quindi chiaramente i benefici per il PIL andranno per lo più al nord e al centro. Poi ancora leggiamo, ecco qui possiamo vedere Ponte sullo Stretto, impatto del cantiere sull'economia italiana. C'è uno schema, la spesa complessiva è di 13,5 miliardi, il PIL 23,1 miliardi per quanto riguarda il contributo complessivo, occupati stabili 36,7%, reddito familiare 22,1 miliardo, entrate fiscali 10,3 miliardi. Questo è lo schema, insomma, per quella che sarà poi l'opera quando verrà realizzata. Gli investimenti in corso di ANAS e di RFI, strade e ferrovie, le priorità saranno presto realtà, sarà completato in pochi mesi il primo lotto della Palermo-Agrigento, si progetta adesso la Palermo-Messina. Parliamo di infrastrutture per la Sicilia. E allora vediamo adesso
all'emergenza acqua di cui abbiamo già parlato. Gli invasi sono al minimo storico, le ultime rilevazioni dicono che nei bacini dell'isola ci sono oltre 130 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Che già era stato un periodo difficile, non è che... E torniamo adesso agli agricoltori. In Sicilia si dichiari lo stato di emergenza nazionale, le proteste di agricoltori e pescatori, le risposte dell'assessore San Martino che abbiamo visto nel nostro servizio. Le altre notizie, siamo alla città di Catania, parte la rivoluzione del porto, presentato il piano regolatore, previsto un anno per approvarlo, 15 anni per realizzarlo. A nord ci sarà l'area turistica dove sono previste 3 darsene che potranno ospitare almeno 700 imbarcazioni, negozi e ristoranti. A sud quella commerciale, sarà così il nuovo porto di Catania. Poi muore in un incidente come i suoi fratelli sulla strada provinciale 92, l'auto guidata dal 20enne è finita martedì notte contro un muretto, 2 minori sono rimasti feriti. E poi questa notizia che arriva da Acireale, vedete questa immagine drammatica davvero, questa foto, bimbo di 9 anni appicca un incendio, salve mamma e zia, morto il cagnolino. Acireale, le immagini, terzo e quarto piano, praticamente inagibili sono diventati queste abitazioni. Lasciamo la Sicilia, siamo al giornale di Sicilia, formazione tutti contro tutti, questo è il titolo scelto dal giornale di Sicilia. L'ARSA smentisce se stessa, cancella l'obbligo delle assunzioni ma non ripristina il tetto dei finanziamenti, furia di enti e sindacati, e sulle graduatorie Schifani stop l'assessore. Quindi c'è un po' di caos, un voto trasversale in aula, annulla la norma che sembrava favorire solo le realtà più grandi. Fra il presidente e Turano tornano le tensioni, Turano è l'assessore. E poi fotonotizia, la marcia dei trattori, eccola qui nel centro di Palermo, in 5.000 alla manifestazione di protesta. Agricoltura in crisi, presentato un documento con 60 richieste, tra cui la difesa del comparto e la garanzia di tutela per le produzioni di qualità. Una delegazione è stata ricevuta anche a Palazzo d'Orléans. Poi ancora le altre notizie, al civico di Palermo, mi hanno sparato, giallo su un giovane ferito ad un braccio. Quindi è arrivato questo ragazzo, questa persona, 34 anni, ed è della Zisa, fuori pericolo, non ha comunque fornito altre indicazioni. E poi ancora l'inchiesta del 2017 che riguarda gli appalti della GESAP, tutti assolti e beni restituiti, scagionati. Scelta e Listro rimasti 6 mesi ai domiciliari. Poi i controlli della RAP differenziata, beccati furbetti, una raffica di multe anche a Palermo. Repubblica, l'edizione di Palermo, eccolo qui, il titolo principale: Pizzo, i negozianti che negano imputati di favoreggiamento, linea dura della procura contro 31 commercianti di Brancaccio, silenzi sulle presenze del clan. Domani l'udienza preliminare, 3 associazioni anti-racket si costituiscono parte civile. È una rivoluzione da questo punto di vista. Poi c'è un attivista in prima fila, dice oggi si paga per convenienza, non per paura. Questa è la riflessione. E ancora si torna a parlare dello scandalo dell'università fantasma, inchiesta sul falso Ateneo, al setaccio i rapporti fra rettore ed eccellenti. E poi i rifiuti, ecco qui, vediamo e leggiamo anche sulla prima pagina di Repubblica Palermo, rifiuti per strada, indagine dentro i sacchi, pure il presidente Rapp in cerca degli incivili. Quindi insomma si cerca anche a Palermo di accelerare, di dare una spinta alla differenziata, e comunque che sia fatta bene l'indifferenziata. Poi la differenziata, chiedo scusa. Poi ancora il caso, quello che vi stiamo adesso proponendo, la strage di Altavilla, quelle telefonate fra Coppia e Santone, perché c'è un risvolto in questa indagine. Allora ripartiamo proprio da questo punto, da quest'ultimo diciamo, titolo. Caccia al Santone che al telefono guidava la coppia diabolica. C'è una nuova pista. Durante la mattanza Carandente e Fina, la moglie, hanno ricevuto e fatto diverse telefonate nel corso delle quali avrebbero avuto indicazioni sui rituali. Pure le indicazioni gli dava.
e la prossima settimana ci sarà un nuovo interrogatorio per la figlia 17enne di Giovanni Barreca, quindi questi sono i fatti nuovi che arrivano su questa terribile vicenda che si è verificata ad Altavilla. E allora adesso invece torniamo alla lotta alla mafia. Racket, mai visto esercenti imputati, il mondo antipizzo sarà parte civile. Favoreggiamento alla clan di Brancaccio, udienza preliminare per 31 negozianti, 3 associazioni schierate in aula contro l'omertà delle vittime degli estorsori. Questo dunque è diciamo, l'inchiesta, e poi c'è un'intervista ad un esponente di Addio Pizzo, che è Daniele Marannano, chiedo scusa. Non si paga per paura ma per convenienza, queste sono le sue parole. Chiedono a chi li taglieggia di scalzare concorrenti, di recuperare crediti, refurtivo, o di dirimere controversie con i dipendenti. È una sorta praticamente di servizio. Esattamente, è un servizio che viene offerto ai negozianti. Siamo adesso al Bosnia Gate, al setaccio la rete di rapporti fra rettore, enti ed ospedali. La finanza sta acquisendo le carte. Un giornalista bosniaco: già da un anno scriviamo dei falsi diplomi, e il ruolo di Conigliaro. Vedete, c'è questa foto chiaramente che ci riporta proprio alla Bosnia Gate, l'imbroglio e i complici. 2 inchieste a Sarajevo e a Palermo. Gli investigatori adesso stanno esaminando gli accordi che Salvatore Messina aveva stipulato per il suo falso Ateneo. Siamo all'ultima prima pagina per stamattina, che è quella della Gazzetta del Sud. Eccola qui. Intanto il titolo principale: Messina, il piano della discordia, isole pedonali e ZTL al centro del confronto, scontro tra consiglieri e giunta. In commissione a Palazzo Zanca scoppia la polemica sul PUMS, lo strumento sulla mobilità sostenibile. E poi si parla ancora di ponte, impatto da 23 miliardi sul prodotto interno lordo, l'abbiamo già visto prima. Ospedali di Barcellona e Milazzo, il nodo delle piante organiche. Leggiamo qualcosa in più. Al pronto soccorso della città dell'Ongano, in arrivo medici provenienti dal Papardo e dal Policlinico di Messina. Alle battute conclusive la selezione per 18 unità di personale. Al Fogliani chiuso il reparto di neurologia. Ma intanto a Barcellona telefoni e droga, ecco qui, nascosti in carcere. Sono state arrestate 2 donne. E poi femminicidio Musarra, 24 anni all'ex, il delitto è avvenuto nel 2019 a Santa Lucia sopra Contesse, cancellato l'ergastolo. Nel nuovo processo a Reggio Calabria a carico di Cristian Ioppolo è stata applicata la pena concordata. Questo dunque è quello che è avvenuto da un punto di vista, diciamo, del processuale. Mi fermo qui con la rassegna stampa regionale. Fra poco quella nazionale, state con noi. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Insieme per la rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Bene, partiamo dal Corriere della Sera e l'attenzione su quanto accaduto ieri alla Camera. Russia, scintille proprio alla Camera. Meloni su Kiev, contano i voti. Poi c'è stato l'abbraccio a Salvini, l'opposizione va all'attacco, la Schlein, la Premier è incoerente su tutto, Conte così ci porta alla terza guerra mondiale. Queste sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle. Poi ancora leggiamo Giorgia e Matteo, il retroscena si riferisce all'abbraccio ieri in questo aula. sì, importante. Una pace breve e plateale, poi riparte però la sfida leghista. E sempre in tema di politica, il campo largo con il PD a parlare la Chiara Appendino. Ogni regione fa storia a sé, come dire, insomma gli accordi si fanno dove si possono fare oppure no. Altra vicenda tutta italiana, Bari e l'ipotesi di scioglimento, De Carlo in lacrime, levatemi la scorta. C'è lo sconforto diciamo del sindaco di Bari e c'è lo scontro con il Viminale. Poi ancora gli Atenei ed Israele, cresce la tensione sul boicottaggio, da Pisa a Torino a Bologna, stop alla ricerca con Israele. Questo è quello che viene fuori. E ancora
le discussioni, le polemiche, Ramadan a scuola, stop del ministero, chiusura irregolare, la curia difende il preside in questa scuola, insomma, del milanese, dove per la chiusura del Ramadan era stato deciso di chiudere la scuola, e quindi polemiche a non finire. C'è la maggioranza, quasi la maggioranza degli studenti che è di fede musulmana. Insomma, però si può fare forse altrimenti, come dire, ricordare il Ramadan, anche rispettarlo, ma non chiudere una scuola italiana. Non c'è la festività del Ramadan da noi. E poi ancora, questa è una storia che viene portata con questa fotonotizia dal Corriere, ma si trova su altri giornali. La Sabalenka, che è la numero 2 al mondo nel tennis femminile, in campo a Miami, è sconvolta. Perché è sconvolta? La campionessa, il dolore è quella scelta di giocare, torna a giocare la scelta di Sabalenka, la tennista numero 2 al mondo, dopo la tragica fine di Konstantin Koltsov, suo compagno per 3 anni, morto dopo un volo dal balcone in un resort di Miami. La tennista sui social, sconvolta: ci eravamo lasciati. Veramente una tragedia questa, che viene ripresa dal Corriere. Adesso siamo su Repubblica, che punta l'attenzione su Bari. Una bufera politica viene definita dal quotidiano La Repubblica. Bari, colpo di mano, il titolo. Blitz del Viminale dopo l'inchiesta sul voto di scambio, il comune del centrosinistra potrebbe essere sciolto per mafia. L'operazione è partita dopo un summit del centrodestra, il sindaco De Caro in lacrime, un sabotaggio, rinuncio alla scorta. E poi si continua con la Meloni in aula, pace di facciata con Salvini e le scintille con l'Ashline che continuano assolutamente. E qui invece c'è una fotonotizia. Vedete, leggiamo: l'equilibrio precario del presidente, i piedi ben piantati dell'America, Biden e le sneaker anticaduta. Quindi hanno trovato un paio di scarpe per il presidente degli Stati Uniti. Per evitare certo, ci mancherebbe altro. Questa è la prima pagina di Repubblica. Siamo adesso sulla Stampa, che invece ha un'attenzione su un'altra vicenda, che è il caso delle università. Torino. Eccolo qui il titolo: Università senza pace. C'è l'allarme del governo, preoccupa il clima antisemita, contestata dunque la Lectio Magistralis di Saraceno. Poi ancora fotonotizia con non diventi un 68 deteriore, e Galimberti, tolleranza e amare. Sono due riflessioni che vengono praticamente proposte. Russia, i piani di guerra dell'Europa, questo è quello che scrive stamattina La Stampa. Meloni difende Salvini ed Orban, Movimento 5 Stelle così ci porta al conflitto mondiale. E intanto la sfida Schlein-Conte, l'anti-Giorgia sono io. Insomma, c'è la querella su chi è che chiaramente deve guidare l'opposizione contro la Meloni. Su questo tema, Michele, sul tema che viene riproposto sulla prima della Stampa, ci sono diverse riflessioni. Intanto La Stampa, che nelle sue pagine interne scrive: Europa, summit di guerra, oggi si apre il Consiglio per cercare un fronte comune sulla sicurezza, restano divisioni su Eurobond per armarsi e asset russi per gli aiuti a Kiev. Stesso tema viene ripreso anche dal Messaggero: l'Unione Europea e la difesa comune, preparare i cittadini, la spaccatura sui bond. Questo è quello che scrive il Messaggero sulla vicenda. E poi Repubblica, vedete, l'Unione Europea lancia l'allarme, pericolo di guerra, prepariamo i civili. Il Consiglio discute oggi di come finanziare i nuovi investimenti per la difesa. Questi sono alcuni approfondimenti sulle pagine interne piuttosto allarmanti di alcuni quotidiani, che certamente sono sicuramente molto allarmanti. Poi il Messaggero, vedete, in prima pagina c'è proprio il richiamo: l'Europa è l'incubo guerra, preparare i cittadini. E ancora però sulla prima: statali, liquidazioni in ritardo, la Ragioneria dello Stato blocca la norma che punta ad anticipare il pagamento del TFS, ridurre a 3 mesi l'attesa come chiede la Consulta, costerebbe 3,8 miliardi solo quest'anno. Insomma, si fanno i conti, si continua a vedere cosa c'è in cassa. 2 anni in cella per abusi sessuali, ma era innocente. L'incubo di un orfano di Colleferro in Irlanda, accusato da un amico dei figli, vita distrutta. Veramente distrutta. Vita distrutta. Poi
C'è una storia che viene proposta con una fotonotizia. Un bimbo di appena 8 anni, papà, ora sono in Italia, dice, fuga dall'orrore, questo è il titolo scelto, a 8 anni. Omar da solo dal Mali ad Ancona, voglio andare a scuola, appena 8 anni. Bravissimo questo bambino, coraggioso. Coraggiosissimo, e adesso il giornale, vediamo la prima pagina. Il caso Bari ora spaventa la sinistra, un pentito tira in ballo il sindaco, bufera su possibili infiltrazioni malavitose, comune a rischio scioglimento, scrive il giornale. Poi alla Camera, vedete, Meloni Salvini un abbraccio in aula per provare a spazzare via i veleni. E la polemica di Pioltello, irregolare chiudere la scuola per Ramadan, Valditara, c'è troppa demagogia in quell'istituto, rendimenti bassi, quindi bisogna studiare, più che chiudere la scuola, bisogna studiare. E poi vedete, stop alla giungla, fisco più facile, 750 norme già tagliate, quindi pensa, 750, la complicazione del fisco. Siamo sulla prima pagina invece di Avvenire, il Papa insiste, la guerra resta una sconfitta, sono le parole di Papa Francesco. Molte più cittadinanze, ma ci vogliono 15 anni. Irregolarità, l'ufficio regionale invita la scuola di Pioltello a non chiudere per il Ramadan, questo è dunque il concetto ripetuto. Adesso siamo sul Fatto Quotidiano, vedete, Piantedosi assedia a Bari, però il comune respinge la cosca, ispezioni ieri in prefettura. E poi vedete questo titolo che ha soltanto il Fatto Quotidiano, il Papa inviato a Mosca, Meloni si dà al teatrino. Vabbè, sono due cose, no? Due cose. Il Cremlino vuole il Papa a giugno, lui ogni sforzo per trattare. Vediamo che cosa. Sarebbe interessantissimo se fosse confermato. Questa è una notizia che ha in prima soltanto, comunque in prime pagine interne soltanto il Fatto Quotidiano. Siamo sulla Verità, la Baridem in odore di mafia e i compagni perdono la testa, difensori della legalità solo quando non tocca a loro. Chiaramente la Verità stamattina ci va giù pesante. Poi isteria anti-ebraica in Ateneo, a Torino si piegano, a Pisa no, contrasti nelle università, sulla ricerca. E poi siamo sull'Unità, eccolo qui, il titolo, Israele ancora 2 stragi, questa non è difesa, è terrorismo di Stato. E ancora invece il riferimento evidentemente al comune di Bari, vedete il titolo scelto dall'Unità, la vigliaccata. Un titolo asettico. Così. E poi una riflessione, suicidi in carcere, eccolo qui il titolo, penalisti in lotta, destra assente, questo è quello che scrive l'Unità. Siamo su Libero, deliri di impotenza a sinistra, a volte farneticano. Il comune di Bari rischia lo scioglimento per mafia, Dem in rivolta e roba loro, non si può, scontri a Bologna, tensioni a Pisa, dopo Torino dilaga la protesta anti-Israele negli Atenei. Nei libri per le scuole medie si insegna che il comunismo russo ha fatto cose buone. Questo. E poi vedete Meloni in aula, show dell'opposizione, gara PD, Movimento 5 Stelle Verdi, a chi la spara più grossa. Ma chi è nella foto? Lei? E certo, questa è la Meloni. Giorgia Meloni ieri alla Camera con la giacca in testa, reazione al verde Bonelli che la accusava di guardarlo in modo inquietante. Questa è la sua. Bellissima questa foto, devo dire, un bel colpo. Poi un blitz anarchico, aereo fermato a Malpensa, eruzione in pista, bloccato il rimpatrio di un marocchino. Siamo adesso sul Manifesto, anche qui c'è un titolo con fotonotizia, cinici e Bari, bisogna leggere bene questo titolo che viene fatto dal Manifesto, tempesta perfetta. Maliziosissimo. Una tempesta perfetta a meno di 3 mesi dalle elezioni, solleticati da Piantedosi a Bari arrivano gli ispettori dopo l'inchiesta per il voto di scambio, si rischia il commissariamento, il sindaco De Caro contrattacca, inquietante, solidarietà dei colleghi PD, il governo tira dritto. Questo è il titolo scelto dal Manifesto. Direi che per oggi ci possiamo chiudere qui, però c'è una notizia. Il vice ministro Leo dice successioni più snelle verso l'autoliquidazione del tributo e l'eliminazione degli
dell'imposta supplementare. Questo è un titolo che insomma potrebbe interessare gli italiani. Per la semplificazione, speriamo. Bene, allora adesso basta giornali, tra poco parliamo di riciclo, di una mostra che si inaugura proprio questa mattina ad Aci Trezza. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà bel tempo da nord a sud, inizialmente prevalenza di sole, qualche disturbo sarà possibile nella seconda parte della giornata su Alpi confinali. Per quanto riguarda la Sicilia, la giornata di giovedì si presenterà all'insegna del bel tempo, avremo ampi spazi soleggiati con cielo sereno o al più velature di passaggio nella seconda parte della giornata, ventilazione debole con temperature massime diurne che toccheranno i 20-21 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, il contesto si presenterà inizialmente stabile, asciutto, una giornata parzialmente soleggiata, tempo che poi andrà gradualmente a peggiorare nella seconda parte del giorno, specialmente sui settori centro-orientali dove sarà possibile qualche isolato fenomeno. Valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Divertentissima questa pubblicità, la musica di Procolarum, che mai avrebbero immaginato di arrivare a fare una pubblicità così bella. D'accordo, benvenuto al nostro ospite Salvo Danubio, assessore all'ambiente del comune di Aci Castello. In realtà ci occupiamo di Aci Trezza perché è ad Aci Trezza che si inaugura oggi la mostra del riciclo. Sì, buongiorno a tutti. In realtà questo progetto, diciamo, è incluso in una giornata un po' più articolata. Da qualche anno questa associazione, per questo abbiamo accolto questa associazione castellese Amico Mondo, ha lanciato un'idea, quella di creare una giornata per la tutela dell'ambiente attraverso quello che sono i social, quindi invitando direttamente i cittadini a fare delle iniziative che possono essere anche semplici, ma chiaramente se parliamo di tantissime azioni fatte da tanti cittadini diventa un'azione vera per l'ambiente. Quindi che cosa si espone? Si espongono pezzi di social, cose fatte No, in realtà diciamo cosa accade? Accade che questa iniziativa oggi si fa in tutta Italia proprio perché è stata lanciata da questa associazione. Ogni comune decide di fare qualcosa che chiaramente in favore all'ambiente, ma anche il semplice cittadino oggi decide... Ecco, questa è la locandina, è bella, ricicliamo, sì. Vedi c'è la parola amo che è messa bene in evidenza, e poi è giovedì, Villa Fortuna da Città. Alle 18, ho sbagliato a dire stamattina, è alle 18. Quindi vabbè. Dicevo che in realtà invitiamo qualsiasi cittadino a fare un'azione in favore dell'ambiente, che può essere anche per esempio quello di spegnere la luce, diciamo, e tenere attenzione per esempio nel chiudere il rubinetto. Ad Aci Castello abbiamo accolto questa iniziativa che invita al riciclaggio, quindi a riciclare e addirittura a far diventare cose che noi solitamente buttiamo nelle pattumiere dei veri pezzi d'arte. E in realtà oggi ospitiamo questa persona che riesce a creare con quelle che sono bottiglie di plastica piuttosto che barattoli, piuttosto che magari un frammento di legno che troviamo e magari non sappiamo dove buttarlo, diventano delle vere opere d'arte, addirittura anche regali. Quindi esperti di riciclo. Esperti di riciclo, ma sempre nel cercare di mettere al centro la possibilità di riciclare quanto più possibile quello che è il rifiuto, quello che oggi è il vero problema, non solo della Sicilia però. Vabbè, sì, è un problema nazionale, oggi è una giornata nazionale. Mi pare che vi muovete su due binari, da una parte le iniziative che possono essere fatte da ogni singolo, ogni piccolo gesto, come si suole dire, ha un suo valore, dall'altro comportamenti più generali, no? Naturalmente, che sono più importanti. Assolutamente sì, perché quelli più simbolici, quelli più sostanziali. Assolutamente sì, perché dalle notizie che chiaramente ci danno il riscontro della giornata, che è fatta, ripeto, da un'associazione di volontariato, proprio grazie alla diffusione dei social, quindi radio, web radio, abbiamo coinvolto comuni anche più grandi, Verona, piuttosto che
Pistoia, attraverso appunto uno spot che ha girato per mesi, e adesso ci sono diverse azioni anche, posso citare qualcuno che oggi fa piantumazione di alberi, piuttosto che inaugurare piste ciclabili, quindi è una giornata che, diciamo, da 4 anni dopo il Covid ha preso, diciamo, il sopravvento, e da Cicastello in particolare oggi facciamo questa mostra che invitiamo a visitare perché è molto particolare, da oggi, domani e anche domenica. Quindi si vedranno da varie parti d'Italia gli esempi di iniziative. Sì, poi noi raccogliamo, diciamo, tutto questo lavoro e viene messo nella pagina. Bello, molto interessante. Voi volete coinvolgere naturalmente anche istituzioni, associazioni e oltre che i singoli cittadini? Assolutamente sì, come dicevo, una delle prime cose che ha aiutato a crescere questa manifestazione è stata appunto l'adesione di tantissime radio in Italia che nei mesi precedenti hanno lanciato l'idea di questa giornata, quindi diffondendola un po' in tutta Italia attraverso le loro radio, le loro pagine social, e diciamo abbiamo coinvolto una bella fetta d'Italia. Complimenti davvero, perché da un piccolo comune, esatto, per quanto una tradizione gloriosa come Cicastello e la Citrezza, insomma, che nasca questo movimento è molto bello. Voi volete anche che la giornata di oggi sia un appuntamento fisso a livello nazionale, vero? Di fatto lo sta diventando, perché da 4 anni, diciamo, è stato un crescendo, ripeto, con tantissime iniziative che da domani pubblicizzeremo, perché poi avremo i riscontri. Ad Cicastello abbiamo deciso di farlo 4 giorni, anche perché l'iniziativa è nata qua, anche perché questa mostra vale la pena vederla. Sì, le iniziative sono in tutta Italia, scuole, soprattutto tante scuole ci hanno chiesto di aderire con le foto che ci manderanno, con orti sociali, tutta una serie di iniziative che chiaramente mettono al centro quello che oggi secondo me è il fulcro, l'ambiente, il nostro mondo che dobbiamo a tutti i costi salvare. Ecco, lei avverte una crescita di sensibilità al di là del fatto della buona volontà, delle intenzioni estremamente positive. Diciamoci la verità, c'è veramente una... Allora, mi capita di girare nelle scuole, perché tante volte parliamo anche di raccolta differenziata, proprio per il ruolo che occupo. La speranza è che le nuove generazioni veramente mettono al centro, diciamo, l'ambiente, perché è come un po' la nostra casa più allargata. Oggi ci sono diversi segnali, non bisogna secondo me drammatizzare, però è il momento giusto per cercare di frenare alcune cose sbagliate. Lo vediamo, mancanza di acqua, sono una serie di cose, e soprattutto quello sprechi, per esempio, di acqua. Esatto. In una regione come la nostra, dove abbiamo appena visto le carenze. Assolutamente, quindi mettere per esempio al centro, o parlare a casa per dire quando ti lavi i denti chiude il rubinetto. Già oggi dico, sembrava una cosa strana da dire, però dico è una cosa che dobbiamo dire sempre, perché non tutti riescono oggi a fare queste cose. Giusto. Magari perché siamo distratti, presi dalla quotidianità. Ma comunque concordo con lei, per la mia piccola esperienza, che le giovani generazioni magari sono meno sensibili ad altri temi, sono estremamente sensibili. Ma guardi, io ho avuto riscontro proprio perché dai ragazzi, dalle scuole elementari, con la raccolta differenziata, con, diciamo, quello che è la tutela dell'ambiente, i sentieri, i nostri luoghi, credo che ci sia un ritorno verso l'ambiente, speriamo che ci sia, perché e noi il nostro compito è cercare di rafforzare e inculcare questa idea. Contemporaneamente loro naturalmente avvertono molto il problema della pace, da una parte l'ambiente, la difesa di quello che ci abbiamo attorno. Sì, è un mondo che sicuramente non è quello che abbiamo visto noi, purtroppo, in questo periodo. Giustissimo. Bene, allora da oggi pomeriggio abbiamo detto. Da oggi ore 18 fino a domenica. Vediamo di nuovo il poster un attimo, eccolo qua. Dalle 18 a... come si chiama lì? Villa Fortuna a Citrezza, sul lungomare dei Ciclopi. Sì. Proprio siamo di fronte ai Faraglioni. Posto meraviglioso, come dire, il posto più bello per Citrezza, Cicastello, parlare di difesa della natura, come dire. Non a caso da Cicastello, diciamo, proprio per restare in tema di ambiente, abbiamo 3 riserve, quindi vuol dire che c'è qualcosa di importante in questo territorio. No, dico, sono state istituite prima, però dico è un ambiente molto tutelato, perché chiaramente dico i Faraglioni, la parte della collina, è una zona molto, diciamo,
belle anche da questo punto di vista. Gli altri comuni vi stanno Assolutamente a sentire? sì, noi questo è il compito dell'associazione, gli altri anni, quindi adesso non so, però ha aderito San Gregorio, Valverde, Acicatena, diciamo, è una iniziativa che viene anche fatta, non questa, dico, iniziative che fanno loro singolarmente anche gli altri comuni. Allora, uno può andare oggi dalle 18 in poi per quanti giorni? Un po' di giorni? Oggi, domani e domenica. Ma chi non potesse si deve digitare qualcosa? Metteremo delle foto sulla pagina Amico Mondo, quindi saranno messe... Com'è la pagina? Pagina Amico Mondo. Amico Mondo. E quindi si vedranno poi anche immagini di questa bella mostra, la mostra del riciclo. Grazie all'assessore Salvo Grazie a voi Danubio. e vi aspettiamo. Grazie, assessore all'ambiente del comune di Aci Caserta, complimenti per questa bella iniziativa. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia abbiamo due ospiti con noi, Giuseppe Siracusa che è responsabile della comunicazione, progettazione e aree espositive dell'Orto Botanico di Catania, giusto? Buongiorno, e sì. Antonio Alessandria che è titolare di una profumeria e già questo è un indizio sull'argomento che stiamo per affrontare. Niente meno, oggi dovete sapere che è la giornata del profumo. Esatto. È vero? È la giornata del profumo. È una giornata che viene come dire, promossa dall'Accademia del Profumo, che è un'accademia a livello nazionale, che coinvolge tutti gli orti botanici italiani, quindi non è un'iniziativa locale nostra, la nostra è il come aderire a questa iniziativa di promozione. E come aderite? E noi aderiamo ormai da alcuni anni, ormai siamo arrivati alla quinta, mi pare, edizione della giornata del profumo. Bella. Assolutamente, è stata, come dire, un'idea che mi è venuta tempo fa, in cui poi io cerco di coinvolgere persone appassionate, e 5 anni fa mi è venuto in mente, eppure io conosco un profumeria assolutamente di primo ordine, eccezionale, che è Antonio Alessandria. Poi un'istituzione gloriosa come, me lo lasci dire, come l'Orto Botanico di Catania. Ogni cosa che fa ha sicuramente un senso per tutti. Ed io quindi mi piacerebbe che ogni anno, finché io avrò la possibilità di promuovere l'Orto Botanico attraverso questo evento, ci sia un'associazione di artisti che si accompagneranno le evocazioni delle fragranze che Antonio ci presenterà. E quindi una volta c'è stata una lettura di poesie, una volta una lettura teatrale, l'anno scorso una performance teatrale in cui i profumi che Antonio ha presentato sono stati addirittura associati ad alcune delle figure cardine delle metamorfosi di Ovidio. Addirittura? Sì, sì, quindi sì. studi classici. Sì. Ma che le fragranze o i profumi, adesso qua noi siamo in televisione, non possiamo fare esempi. È difficile però proprio parlare di profumi. Esatto. Infatti, ma come si abbinano quindi? Allora, gli altri anni era un po' più semplice perché chiaramente essendoci una drammatizzazione o una lettura era un legame un po' più diretto. Quest'anno invece esploreremo un po' il legame con la musica. Questo cosa significa? Che c'è una comunanza fra il profumo e la musica, soprattutto da un punto di vista linguistico, perché il linguaggio dal punto di vista del profumo è sempre stato un po' negletto, nel senso che essendo considerato un senso che accomunava l'uomo all'animale, non è stato sviluppato un linguaggio da un punto di vista prettamente legato all'olfatto. Per cui diciamo si abbina, considerato di serie B. Esatto, no? sì, infatti diciamo che i sensi di primo ordine anche da Aristotele in poi sono stati considerati la vista e l'udito, mentre invece l'olfatto ci accomunava gli animali. Ma non è così, perché comunque l'olfatto ci emoziona e soprattutto ci evoca qualcosa che pensiamo anche di aver dimenticato. Quindi è un senso molto importante. Andare in giro quando uno sente i profumi e quando sente invece gli odori non gradevoli. Esatto, ma la curiosità mia, mi scusi se la interrompo, per questo, è come fare a abbinare la musica poi alle fragranze o ai profumi? Diciamo che per esempio se volessimo evocare una melodia delicata, dolce, in cui non so, una primavera di Vivaldi, sarà più normale associare una fragranza fiorita
per esempio, in cui il discorso evocato dalla musica viene poi messo quasi in risonanza con le note olfattive del profumo. Infatti proprio per questo dicevo, il linguaggio è spesso associato a quello musicale, si parla di note olfattive, si parla di accordi, quindi c'è una comunanza linguistica fra le due arti. E chi viene coinvolto in questa esperienza? Quest'anno ho pensato che mancava l'arte musicale, allora ho coinvolto il Conservatorio Vincenzo Bellini, che ci accompagnerà dandoci la possibilità di avere 3 arpiste che arpiste? Sì, quindi lo strumento musicale Bellissimo, cardine sarà l'arpa, quindi porteremo all'Orto Botanico, ci siamo già organizzati a portare quest'arpa e ci saranno 3 arpiste che accompagneranno le mute musicali. Si sono messi d'accordo fra di loro, io li ho messi in contatto perché lui doveva dare delle indicazioni e loro dovevano scegliere il pezzo in funzione delle sue indicazioni. Quindi... E poi l'arpa quando sembrano gocce, veramente. Esatto, sempre delle gocce, comunque infatti questa vibrazione soprattutto andrà, speriamo, in risonanza con la vibrazione invece dei profumi. E i giovani vengono coinvolti naturalmente? Assolutamente. Intanto quelle arpiste sono delle studentesse del conservatorio, quindi assolutamente sì. Poi devo dire che è un evento che ha sempre raccolto un grande consenso anche di giovani, degli studenti dell'università, del dipartimento, noi afferiamo al dipartimento di biologia, geologia e scienze ambientali. E questo qual è la finalità? Cioè è gradevole, è certamente un'esperienza anche inconsueta, no? Diciamo, certo. Che arricchisce l'esperienza di ognuno. Ma qual è la finalità poi? È la promozione. Consideri che l'Orto Botanico è uno dei musei del sistema museale d'Ateneo del SIMUA e quindi rientra proprio in un qualcosa che si deve fare. Cioè la promozione all'interno di un museo è fondamentale, perché vuol dire attirare le persone non soltanto alla visita, perché vuol dire che abbiamo veramente un enorme numero di visitatori, soprattutto turisti stranieri. Il turista la prima cosa che fa quando va a una città vede dove c'è l'Orto Botanico, cosa che noi italiani non abbiamo molto l'abitudine di fare. È vero. Tutti i turisti prima entrano all'Orto Botanico. Ma perché questo secondo lei? Ma credo che rientri un po' in una cultura più generalizzata, diciamo che la conoscenza ambientale che passa anche attraverso le collezioni che sono contenute in Orto Botanico è molto più marcata. È bellissimo, è vero questo, gli stranieri subito, la prima cosa c'è. La qualità di tedeschi, polacchi, in varie stagionalità, perché poi loro si muovono nella Sicilia in stagioni differenti, ma noi abbiamo un quantitativo di turisti che è infinito. Adesso questa iniziativa come si sviluppa? Diciamo, Si svilupperà oggi pomeriggio alle 4:30 inizia l'evento, in cui all'interno della sala colonnato dell'Orto Botanico ci sarà un'alternanza dei pezzi musicali suonati dall'arpa e dalle degustazioni olfattive. Lui proprio andrà tra il pubblico con... Diciamo che ripetiamo il gesto proprio della degustazione di un vino, per esempio, ricreato tramite dei calici che contengono una stoffa imbibita proprio del profumo, e quindi passeranno questi calici tra... girare? Sì, certo, tra il pubblico. E chi ci può partecipare? Tutti, ingresso libero. Ingresso libero, bellissimo. Ingresso da via Antonino Longo. Dalle... 16:30. Via Antonino Longo 19. Si entra da lì. Dal retro. E la cosa importante comunque è che questo viene contestualizzato nell'intento di diffondere da un punto di vista culturale l'arte del profumo proprio da Accademia del Profumo, che è un ente nazionale diciamo connesso a Cosmetica Italiana che diciamo promuove proprio il profumo come forma d'arte. Perché il profumo è anche uno degli asset, una delle cose che funzionano da noi, è vero? Sì, assolutamente. E poi diciamo ricollegandoci al discorso del linguistico, è come se gli odori fossero un po' il linguaggio dell'olfatto, mentre invece il profumo è la poesia dell'olfatto. La poesia dell'olfatto, quindi cresce la sensibilità di chi dell'individuo è coinvolto in modo estremamente importante, notevole. Bellissimo. E ci sono giovani e non giovani che vengono? Ci sono giovani, a me in questo momento anche per me come dire, è importante citare le figure dell'Ateneo che si sono fatte disponibili, sono rese disponibili affinché questo evento funzionasse bene, che sono il direttore del Dipartimento, che è il professor Rosolino Cirincione, e il responsabile scientifico dell'Orto Botanico, che è il professor Giusto Del Galdo. Che quindi coinvolgono a loro volta... Siamo un team
dobbiamo lavorare tutti assieme, autorizzazioni, carte, PEC. Ma diciamo che dobbiamo lavorare assieme. L'evento comunque viene promosso all'interno degli strumenti di diffusione dell'Ateneo. Infatti, diciamo, posso raccontare un evento. Certo. Mio nipote, iscritto appunto a biologia, mi ha inviato il manifesto e mi ha detto: ti interessa questa cosa sul profumo? Io ho scherzato pensando che fosse un errore, invece era un errore. E non si era accorto che ero io che facevo l'evento. Esatto. Beh, questo è il segno della diffusione, del coinvolgimento, della diffusione, dell'interesse. Complimenti davvero. Giuseppe Siracusa, Antonio Alessandria, oggi a partire dalle 16:30 nella sala Colonnato dell'Orto Botanico di Catania. Per quanto tempo ancora? No, soltanto oggi sarà l'evento. Sì. Si chiude qui. È come se fosse una performance. Io ho un minuto? Certo. Avevo piacere, ma ho un pezzo di carta, se non me lo ricordo. Il nome delle 3 ragazze, delle 3 artiste. Le artiste. Io la trovo una cosa molto carina a nominare. Le certo, salutiamo e sono Paola Buscemi, Rapisarda Venera e Maria Vittoria Desogus. E sono tutte e 3 siciliane? Sì. Catanesi. Complimenti. Sembrava carino In bocca al lupo a loro per le loro esibizioni, sarà davvero bellissimo. Tutto questo all'Orto Botanico di Catania dalle 4:30 in poi. State con noi, altri argomenti tra poco. Complimenti ancora. Grazie. Grazie a Buongiorno voi. Sicilia. Oggi con tutte le arti più deliziose passiamo dai profumi all'arte della pasticceria con il maestro Massari, che è una, come dire, autorità internazionale riconosciuta da tutti. Buongiorno e benvenuto maestro, come sta? Buongiorno a tutti voi, grazie, bene. Bene, benissimo. Allora oggi è inutile nascondercelo, ci siamo preparati alla Pasqua e quindi i dolci della Pasqua sono colomba, come da noi c'è la cegiucullova, eccetera, eccetera. E sono i tipici dolci pasquali. Anche se lei è, per quanto mi riguarda, autorità suprema su panettoni e pandori, che non mi sembra il momento più giusto. Ci vuole parlare un po' dei dolci pasquali, soprattutto della nostra terra? Della vostra terra, meglio di voi non c'è nessuno che può parlare. Senz'altro la Sicilia l'ho frequentata già negli anni 70, soprattutto Catania. In quel periodo andava moltissimo quello che era l'agnello, il marzapane farcito col cedro o altre cose, o col torroncino tipicamente siciliano. Il torroncino. Ma lei cosa preferisce di dolci pasquali siciliani? Poi passiamo ad altro. Allora, quello che ho visto negli anni 70, c'erano molti milanesi che scendevano in Sicilia, compravano questi grandi agnelli e poi li tenevano come dei soprammobili. Gli anelli? Probabilmente non è raggiunto esattamente l'utilizzo di questo prodotto, ma d'altronde dico che gli usi e costumi di ogni regione o di ogni angolo della terra vanno rispettati per quelle che sono e si possono fare dei suggerimenti. In quel periodo che portava della Sicilia e commercializzava molto questi dolci era Motta Alemagna, che ne facevano business vero e proprio. Giustissimo, interessantissimo. Maestro, inutile che stiamo a nascondercelo dietro un dito. Lei è stato protagonista di una polemica nei giorni scorsi i cui echi non si sono ancora spenti, ed è questo, la riassumo in breve. Dice: ma avete capito perché la cassata siciliana
non è così diffusa nel mondo quanto il cannolo, non è amata quanto il cannolo, non è venduta, non è gustata, perché è troppo dolce, è così, maestro? Beh, mi hanno fatto una domanda, ho dato una mia opinione, però vorrei dire che io probabilmente ero l'ultima delle persone che doveva rispondere. Se fosse stato ancora in vita sarebbe stato Giuseppe Tomasi, lo scrittore del Gattopardo, certo. che poteva esattamente indicare l'internazionalità della Sicilia o il rifiuto totale di essere. Però non voglio entrare in questa polemica, diciamo che è una parentesi che per me è finita il giorno stesso che ho preso l'aereo per tornare a Milano. No, vabbè, ma non è che però le voglio dire una cosa. Mi dica. Che quelli che hanno fatto polemica non erano presenti. E comunque gli ho regalato un attimo di celebrità che non l'avrebbero mai avuta. Esatto. Ma noi non vogliamo fare un uso strumentale di questa cosa, però vorremmo sapere qual è la sua opinione nella La mia differenza. opinione è che un dolce per diventare internazionale non lo deve mangiare un altro siciliano che è negli Stati Uniti o in Australia, ma sono gli australiani, i francesi, gli spagnoli. Vuol dire entrare nelle case per la capacità di individuare quello che piace alla gente. Perché se facciamo quello che piace a noi, il mondo si restringe, anche se in mezzi. Io mi chiedo una cosa sola. Andiamo in Sicilia, andiamo a Catania, andiamo a Palermo, le vie sono piene delle gran marche di moda di ogni parte del mondo e viene comunque acquisita come tale perché lo meritano. E per quale motivo i siciliani non possono essere presenti come sono presenti i francesi o altri pasticceri del resto del mondo, con un'idea di cosa potrebbe essere la cassata ai nostri giorni e non quella di 1000 anni fa? Però ognuno ha la sua opinione, poi c'è la differenza sostanziale di avere successo o essere successo. Perciò una libera interpretazione di ognuno di noi di quello che vogliamo fare. Ma figuriamoci, questa è la terra della libertà, lei stia tranquillissimo. Però il suo parere per noi è molto importante, cioè lei considera, come dire, la necessità che la cassata un po' evolva, non diciamo brutalmente è troppo dolce. Ma non solo la cassata, tutti i dolci, oggi come oggi, le posso garantire che noi, dove c'è lo spazio tecnico di poterlo fare, abbiamo diminuito lo zucchero del 70%. Però... È vero che lo zucchero, più ce n'è, meno costa il prodotto di base, perché lo zucchero, ci sono due materie prime in pasticceria che abbassano i costi, la farina e lo zucchero. E lo zucchero. Ovviamente la farina serve per dare struttura. Lo zucchero, quello che in più, non serve. Serve se vogliamo competere col prezzo ma non con la qualità. Quindi si risparmia e contemporaneamente si migliora la qualità, è così? No, non è che si risparmia, è esattamente l'opposto. Perché meno zucchero mette, più aumenta, perché costa di più la ricotta dello zucchero. Ah, ecco. Questo è il segreto, in questo caso soprattutto credo del cannolo o di tutti e due. Ma il segreto del cannolo, ci sono nate delle aziende che fanno la crema del cannolo a livello internazionale e dal momento che chi è a capo di queste aziende ha cervello ne vuol vendere non solo in Italia o in Sicilia o in pochi altri luoghi, difatti lo vendono nel resto del mondo. Ha capito che ne valeva la pena
utilizzando il cervello per servire la gente del mondo, non la Sicilia. In Sicilia si arrangiano loro a farselo. Vorrei farle con suo permesso un paio di domande personali, ma lei a Pasqua che dolce mangerà? Ci dica la verità, anche se non è siciliano, pazienza. Ma senz'altro mangiamo la colomba. La colomba. Le voglio dire che mangiamo la cassata e mangiamo anche i cannoli. Ah, evviva! Ci siamo riusciti. Complimenti, siamo felici. Grazie per questa importantissima manifestazione di conferma delle cose siciliane. Maestro, ma come si diventa così importanti come lei? Come si fa a diventare? Lei ha una carriera considerato il più grande maestro pasticcere italiano del mondo. Bene. Complimenti. Nel 2016 mi hanno regalato il titolo del miglior pasticcere del mondo. Ovviamente non ho guardato, Cavaldonato non si guarda in bocca, e l'ho preso ben volentieri, ne sono orgoglioso di portarlo. Ovviamente ogni titolo ha il pro e il contro, perché io dico sempre che più sali, perciò spero di non cadere mai. Si è sentito poco, ma mi sembra di aver capito, più sali più rischi, ha detto, una cosa del genere. Più sali più rischi, rischi. Il giorno che cadi fai molto rumore. Ma questo, diciamo, facciamo gli esorcismi, non capita. Allora, lei ha fatto questa carriera bellissima in Svizzera a fianco a un maestro pasticcere. È importante avere un maestro a cui potersi affiancare per costruire la propria carriera personale. Io ritengo che se tu hai un grande maestro che ti apre porte e finestre per vedere il mondo come sta, guadagni un sacco di tempo e poi riesci a capire la differenza tra gente e gente, perché io sono andato in Svizzera come emigrante e quando sono andato ho fatto fatica veramente, soffrivo gli svizzeri, e quando sono ritornato in Italia ho visto tutti i nostri mali, le nostre pecche, e soffrivo gli italiani. Questo significa fare esperienza, viaggiare, girare. A questo punto bisogna però far entrare in campo un personaggio importante, importantissimo, che è sua moglie, è vero, maestro? Beh, le mogli sono importanti per tutti, penso. Sempre. E poi quelle che hanno, la mia moglie è più giovane del sottoscritto, però al primo screzio non c'era né la separazione né il divorzio. Abbiamo sempre cercato di capire quando il fine del matrimonio e per quale motivo una coppia deve rimanere insieme quando ha soprattutto dei figli, che devono comunque essere un esempio, perché se una coppia si separa quando ha 30 anni, i figli cercheranno di separarsi a loro volta abbastanza giovani, dopo 3 settimane che si sono sposati. Certo. Io non volevo entrare troppo nel merito delle sue vicende personali, mi riferivo però, con il suo permesso, al fatto che sua moglie ha avuto un ruolo importantissimo per l'apertura della pasticceria Veneto, è vero? Veneto perché era via Veneto una volta. Esatto. Perché io non sono veneto, sono bresciano. E poi dopo 4 anni che avevo aperto la pasticceria, avevamo deciso con mia moglie di venderla, e davanti al notaio ho incominciato a piangere, e allora le ho detto al notaio e al venditore: mi dispiace, pagherò le spese che sono da pagare, ma non voglio prendere i soldi della pasticceria per tramutarli tutti in medicine, e la pasticceria rimarrà mia moglie. Ma questo è incommiabile, naturalmente ha tutta la nostra ammirazione. Inutile dire che lei ha avuto una carriera costellata di successi, con più di 300, leggo qua, concorsi vinti, premi, riconoscimenti nazionali e internazionali.
complimenti naturalmente maestro. Una domanda un po' cattiva, ma come si fa a mantenere la linea quando si è poi maestri di dolce? Non c'è il rischio di, come dire, di deflagrare un po'? Io amo il mio lavoro, non ho mai fatto sacrificio a alzarmi presto al mattino, lavorare a sabato o la domenica, perché il mio lavoro mi ha dato tutto, non so per quale motivo dovrei considerarlo, o un sacrificio o un peso, per me è un divertimento. Bene, bene, benissimo, grazie maestro Mazzari, grazie anche per averci confermato che a Pasqua mangerà tutti i nostri dolci siciliani, compresa la cassata. È stato un piacere averla avuto con noi e buona Pasqua con un po' di anticipo, naturalmente lo auguriamo anche a lei. Adesso è il momento dell'almanacco, guardiamolo insieme. Oggi vi parliamo di ben 4 giornate mondiali. La prima è la giornata mondiale della poesia, la seconda è quella del servizio sociale, la terza delle foreste e dei boschi e infine la quarta è la giornata mondiale contro la discriminazione razziale. 4 giornate che ci invitano a riflettere e a celebrare la bellezza, la diversità e la solidarietà. Sapete cosa hanno in comune Pakistan, Afghanistan e Turkmenistan e altre 4 nazioni asiatiche? Tutti i loro nomi finiscono con stan. E sapete cosa significa questa parola? Significa terra, nazione, casa. Un'origine comune che si trova anche in altre lingue come l'italiano stato e l'inglese state. Questo ci fa capire che migliaia di anni fa c'era una lingua madre da cui sono derivate le lingue indoeuropee che parliamo oggi. Il modo di dire avere usuffareggio significa avere lo zolfanello, cioè avere una fretta ingiustificata. Questa espressione deriva dal fatto che i minatori usavano dei bastoncini di zolfo per accendere le lampade nelle miniere. Questi bastoncini bruciavano molto velocemente e quindi bisognava sbrigarsi a usare la fiamma. Chi aveva lo zolfanello era quindi una persona che si affrettava senza motivo, magari per paura o per impazienza. Grazie, c'è una notizia dell'ultima ora, un ragazzo di soli 14 anni di Gela è ricoverato in gravi condizioni a Catania in ospedale al Cannizzaro perché si è sparato un colpo di pistola alla testa. Non si sa ancora bene quali siano le ragioni, se cioè è stato un tentato suicidio come sembrerebbe oppure un incidente. Fatto sta che lui si trovava da solo a casa al momento di questa tragedia e avrebbe utilizzato una pistola che c'era a casa ed era la pistola della madre. Tutto questo a Gela, 14enne in fin di vita con un colpo di pistola alla testa. Speriamo davvero che si possa riprendere al più presto. E intanto invece si cambia argomento e andiamo a incontrare il nostro Marco Amato. Marco, alle prese Buongiorno. con una... Buongiorno a te. Buongiorno. Che tazzina meravigliosa oggi, una tazzona. No, come misure sei molto standard, però un vero e proprio gioiellino perché è una serie che dedico alla primavera. Fiori e primavera, come dico sempre, avanguardia pura. Certo, certo, grandioso, complimenti. Immagino che anche il caffè che stai gustando sarà altrettanto buono. Beata a te, come si suole dire. Dicono che lo faccio bene, lo faccio con amore. Il caffè Un per me è un giorno, rito Marco, proprio. ti invitiamo in studio e fai il caffè qua con Angelo e me e ce lo beviamo Avevo tutti e pensato tre. qualche volta di farlo sul serio, con ognuno, darò ad ognuno una tazzina della mia collezione proprio Tutte ad quelle hoc. che vuoi, guarda, tutte puoi portare qua un esercito di tazzine e ti aspettiamo. Allora, oggi di che parliamo? Allora, volevo accendere i riflettori delle stelle su un attore che mi ha molto colpito, che è Aaron Taylor Johnson.
Famoso per il suo Kick-Ass, che fu un successo di qualche anno fa. Ma cosa succede nella sua vita, nella vita di un Gemelli? È stato designato per interpretare un ruolo che personalmente mi colpisce moltissimo e che io amo tanto fin da bambino. Ebbene, il ruolo che gli è stato assegnato è quello di 007, James Bond. Hai capito? Una raffinatezza e un onore come l'hanno avuto Roger Moore, Pierce Brosnan, ad interpretare quello che è stato assolutamente la spia al servizio di Sua Maestà più raffinata e iconica che la cinematografia abbia mai conosciuto. Quindi lui sarà il nuovo 007, questo ragazzo? Sarà il nuovo 007, Caspita. assolutamente sì. Che bella anteprima, grazie. Cosa ci vuole per essere zodiacalmente uno 007? Io mi rifaccio sempre al parametro del più bello, del più elegante e del più compito dei James Bond, a Sean Connery. Sean Connery era una vergine ed è proprio il pianeta Mercurio e la valenza del pianeta Mercurio che associa tutti gli attori che hanno interpretato James Bond. Anche Roger Moore era un bilancia con Mercurio proprio in Vergine. Ecco, la valenza mercuriale cosa significa? Cosa vuol dire essere una spia? Non è la valenza della spia, ma Mercurio era il connettore, l'informazione. Mercurio dai piedi alati era il dio che connetteva il mondo olimpico a quello degli uomini. Il captare una notizia, sapere comunicare, sapere interpretare un personaggio comunicativo dipende da questo pianeta ed è proprio la valenza che lo zodiaco vuole che sia attribuita a questo tipo di personaggio. In ogni caso spero che sia all'altezza e mi aspetto moltissimo da Aaron Taylor Johnson per interpretare uno dei personaggi che abbiamo amato di più nel mondo della cinematografia, e grazie tantissimo a Sean Connery per aver interpretato Murray, che era una cascata di diamanti, in una maniera magistrale. E ora parliamo un po' di stelle. Cosa dicono oggi? Ebbene, è iniziata la primavera, una stupenda luna in Leone oggi, è tutto lo zodiaco che si stupisce perché c'è un evento zodiacale, giornata della poesia, dei profumi e delle arti di Urania. Ebbene, Venere si congiunge a Saturno, tutto il bello diventa oggettivo. Ebbene, la dolcezza e l'eternità sembrano tipiche di questa configurazione, perché la volubile Venere abbraccia proprio il pianeta della serietà e dell'oggettività. Si traduce semplicemente in una modalità: amore eterno. E questo è l'augurio dello zodiaco per oggi. Ottimo per pesci, scorpione e cancro, mentre invece i leone e gli acquario hanno la luna dalla loro parte. Oggi bisogna misurarsi un po' col mondo, non state sempre arroccati nelle vostre turris e burne, perché lo scambio è ciò che fa crescere il motore di una evoluzione. Cosa fanno gli altri? I Toro, i Vergine e i Capricorno contemplano un po' questa romanticissima Venere con Saturno, quindi ottimo pure per loro. È una giornata globalmente molto positiva per tutto lo zodiaco. E detto questo, con la mia tazzina che sembra disegnata dagli elfi del Signore degli Anelli, vi auguro una ottima giornata. Ma grazie, con molta invidia ricambiamo per questa magnifica tazzina, grazie a Marco Amato. Angelo, vogliamo dare un'occhiata ancora ai giornali? Chiudiamo con una curiosità: sale la paghetta per i figli, in media adesso 54 euro al mese, e a scuola si faranno dei corsi per gestire questo gruzzoletto, 54 euro al mese. Bello, molto bello, grazie. Allora, invece andiamo indietro nel tempo, un ricordo del 21 marzo, ma del 1956, quando Anna Magnani, splendida, grandiosa, entra nella storia come la prima attrice italiana che ha vinto l'Oscar con La rosa tatuata. Fino ad allora nessuna donna, nessuna attrice italiana aveva vinto l'Oscar. 21 marzo ma del 1963, la famigerata prigione di
Alcatraz chiude i battenti, la stiamo vedendo, troppo costosa per essere mantenuta, e i politici scherzavano sul fatto che sarebbe costato meno ospitare i detenuti in un hotel di lusso, pensa a New York. E avanziamo, andiamo avanti, siamo al 1999, 21 marzo, è stato un giorno d'oro per il cinema italiano. Roberto Benigni, eccolo, conquista Los Angeles con La vita è bella, portando a casa ben 3 Oscar, tra cui quello per il miglior attore protagonista. Stesso anno, stesso giorno, quindi 21 marzo 99, Bertrand Piccard e Brian Jones compiono la storica impresa di circumnavigare il globo a bordo di un pallone aerostatico. Questo qua lo vedete atterrando in Egitto dopo un viaggio mozzafiato di 19 giorni, altro che 80 giorni in giro del mondo, 19 giorni. Era il 21 marzo del 2006 quando venne scritto il primo cinguettio della storia di una nuova piattaforma. Eccolo, state vedendo l'icona, no? Quel giorno nasce Twitter, oggi è diventato X. Un testo di pochi caratteri, breve come un SMS, che racchiude fatti di cronaca, politica, eventi sportivi e di spettacolo. Avete già sentito nel sottofondo la voce, questa voce splendida è sua, come bellissimo questo primo piano, purtroppo. Luigi Tenco ha fatto una fine dolorosissima suicidandosi, era nato il 21 marzo del 38, quindi è del 21 marzo, cantautore unico dalla vita travagliata, ha collaborato con Bruno Lauzi, Gino Paoli, di cui era grande amico, Fabrizio De André, e ha dato vita a brani indimenticabili. Nel 67 è andato a Sanremo e ha cantato con Dalida Ciao amore ciao. E nonostante il brano non ha raggiunto la finale, non è arrivato neanche in finale, pensate, però rimane uno dei momenti più emblematici della sua carriera, un preludio alla sua tragica scomparsa, perché dice ciao amore ciao. E noi oggi vogliamo ricordarlo con uno dei suoi brani più amati, Lontano lontano, brano sempre di Luigi Tenco, però in questo caso con un'interpretazione particolare, toccante, quella di Morgan, che rende omaggio così, Morgan che rende omaggio a Luigi Tenco, quindi generazioni che si in qualche modo intrecciano. E così ci fermiamo, ci diamo appuntamento a domani, grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, lontano lontano. A domani. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro mi farà ricordare i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione su un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste